buongiorno, sono Caterina Buongiorno. Livotto. Oggi ospitiamo qui la dottoressa Laura Ambrosiano per un breve scambio di pensieri in vista del nono colloquio di Venezia, che si terrà appunto a Venezia il prossimo 7 e 8 ottobre e durante il quale la dottoressa sarà uno dei 4 relatori principali. E farò ora una breve presentazione della dottoressa. Laura Ambrosiano è psicoanalista con funzione di training della Società Psicoanalitica Italiana e dell'International Psychoanalytical Association e vive e lavora a Milano e nel tempo si è interessata molto della trasmissione del sapere in psicanalisi, delle connessioni tra la clinica e le istituzioni e soprattutto anche tra la clinica e le istituzioni, il gruppo, con il gruppo di appartenenza che include anche quello psicoanalitico. Vi citerò solo alcuni suoi lavori che hanno coperto il corso del tempo. E abbiamo un lavoro della dottoressa Ambrosiano, il complesso intreccio tra teoria ed esperienza clinica del 98, del 99 tra clinico e istituzionale nessi possibili e soprattutto però vorrei citare dei lavori di questo ultimo periodo, del 2008 La spinta ad esistere, poi del 2009 Con la realtà addosso, tutti i lavori che sono nella rivista di psicoanalisi, e poi Ambrosiano e Gaburi del 2013, Pensare con Freud, sempre del 2019, Interpretare e divenire, l'analista interpreta dove il paziente diviene, e poi del 2021 Ambrosiano, Lo spazio del lutto, che è un libro edito da Mimedis. Ora lascio la parola alla dottoressa e vorrei chiederle per cominciare quali sono stati i suoi primi pensieri, le sue prime sollecitazioni di fronte alle 3 parole che compongono il titolo del colloquio, e cioè diniego, illusione e speranza. Grazie Caterina, grazie dottoressa Caterina. Allora, io ricordo benissimo la mia prima impressione quando il dottor Campanile, Patrizio, mi ha proposto questo incontro di Venezia. Negazione, immediatamente io ho pensato negazionismo, ho pensato a dei nessi col sociale e col contesto di questo momento, perché credo che in particolare in questo momento, con e dopo la pandemia, con il disastro climatico, ecologico, ambientale, eccetera, sia chiaro abbastanza, cominci ad essere chiaro abbastanza a tutti che usiamo dei livelli di negazione elevati, elevati. Allora, la negazione implica un discorso abbastanza complesso. Una delle cose in cui io seguo moltissimo Freud, perché sono d'accordo, è che una delle cose più complesse che l'apparato psichico individuale debba affrontare è proprio la realtà con i suoi aspetti rocciosi che non si lascia piegare più di tanto. Affrontare la realtà contemporaneamente con un bisogno, perché non è solo un desiderio, è proprio anche un bisogno di trovare un mondo che un po' ci corrisponda, che un po' sia consonante con quello che noi desideriamo, con quello che noi necessitiamo. Quindi trovare una consonanza che tranquillizza, che in qualche modo ti tranquillizza sulla sopravvivenza possibile, ma ti dà anche una sorta di quiete. Questa è una parola anche questa di Freud, su cui magari torneremo nell'incontro, ma perché è bellissimo quello che lui ne dice. Comunque, quindi l'incontro con la realtà è una cosa molto complessa e non è soltanto come la stessa percezione, non è una percezione oggettiva, non è che noi percepiamo oggettivamente, noi percepiamo selezionando, modificando, aggiustando sulla base delle nostre necessità. Quindi già la percezione è un incontro con il mondo esterno e interno, anche il mondo interno, in cui gli aggiustamenti alla ricerca di questa
possibile consonanza e armonia sono tanti. Per esempio, la negazione credo che parta in maniera forte, proprio parlando in termini di sviluppo del bambino, alle prime avvisaglie, alle prime sensazioni della propria ambivalenza e di quella dell'oggetto. Perché una delle prime scoperte che il bambino fa è quella dei limiti dell'amore dell'oggetto, dell'amore e della capacità di capire dell'oggetto e dei limiti del proprio amore. Allora, l'ambivalenza, che pone appunto questi limiti, è qualcosa di abbastanza complesso, che implica lavoro psichico, implica quel lavoro psichico che Freud ha definito il lavoro del lutto. Il lavoro del lutto che è un lavoro di tollerare i limiti, tollerare le nostre difficoltà a capire le cose, tollerare il fatto che la nostra mente è ancora ai primordi delle sue capacità e tollerare quel livello di dipendenza e relativamente di impotenza di fronte alle cose del mondo, esterno e interno. Allora, il lavoro del... Sì, no, mi chiedevo un po' se questo, no, non ci porta anche verso il timore che ci può essere nell'accettare il limite, no, che dicevi ora, del sentirsi diverso, separato, individualizzato per certi versi, no? E che quindi questo spinge un pochino ad adeguarsi o ad arroccarsi anche, no? In alcune posizioni negando quella che può essere una realtà diversa, no? Che incontriamo fuori. La differenza è una delle cose con cui abbiamo più difficoltà e questo si vede, basta guardare il telegiornale, si vede quotidianamente e poi lo vediamo dentro, no? Certamente. E poi una delle principali cose con cui è difficile scendere a parte è la morte, il fatto che la morte ci riguardi tutti. Allora, il lavoro del lutto è quel lavoro psichico che consente di affrontare queste cose, queste dimensioni così difficili, di venire a patti, un pochino di trasformarle. Allora, uno dei meccanismi di cui ci si serve per fare questi aggiustamenti è per l'appunto la negazione. La negazione è uno stato molto particolare che io credo che possiamo capire proprio riferendoci alla pandemia. È uno stato mentale un po' crepuscolare in cui sappiamo e non sappiamo, ci accorgiamo e non ci accorgiamo. Allora, è uno stato in cui probabilmente viviamo tanti eventi della vita, continuamente, perché Freud è partito dal dire che la negazione era patologica e poi pian piano ha detto no, non è patologica, la usiamo Ce tutti. l'abbiamo sempre. Ce l'abbiamo sempre e la usiamo tutti, come se percezione e negazione fossero i due modi di conoscenza che vanno sempre insieme. Anche per sopravvivere un po', no? Cioè Anche per alcune cose, anche per proteggerci per certi versi, abbiamo anche bisogno un pochino di ricorrere un po' a un sì, non sì, sì. vedere in alcuni momenti, no? E di riaggiustare un po' le E di cose, di riaggiustare riaggiustare. un po' le cose. Eh, eh, a questo livello io farei due distinzioni e le farò nel mio discorso. La negazione, su cui io mi concentro per l'appunto, poi anche sulla speranza, ma anche sulla negazione. La negazione come uno strumento, un meccanismo di difesa con cui cerchiamo di regolare il mondo interno, le spinte pulsionali. Le spinte pulsionali, a cominciare dal sadomasochismo, che il lavoro del lutto è una delle prime cose che deve cercare di modulare, di elaborare e modulare. Quindi il mondo interno, il mondo pulsionale, rispetto al quale operiamo delle negazioni per sentirci più tranquilli, più sintonici e così via. L'altro aspetto che metto in evidenza è che la negazione si riferisce anche a una ricerca di ancoraggio narcisistico. E questo sarà un discorso relativamente lungo perché noi spesso lo dimentichiamo, pensiamo più alla faccenda delle vicissitudini pulsionali, no?
queste emozioni che provo non mi piacciono, non vanno d'accordo con quello che vorrei provare o con quello che provo ad altri livelli, quindi le cancello, le metto da parte, a costo poi di scissioni che sappiamo essere pericolosissime. Comunque questo è un altro discorso. Quindi in qualche modo ci riferiamo più spesso, credo, a questi meccanismi pensando alle vicissitudini pulsionali e a come sia difficile accogliere quello che si sente. Però appunto c'è tutta un'altra dimensione compresente che si riferisce di più al riparare il narcisismo ferito. Tanto che spesso nella negazione, come vediamo, e nel negazionismo in particolare, ci sono delle tonalità di trionfo, di odio, di superiorità, come se fossero tutte delle toppe per cercare di riparare, sì, riaggiustare, curare un narcisismo ferito. Quindi sono queste due dimensioni che mi interessa molto mettere in evidenza. Poi naturalmente c'è la svolta più importante e più grossa, che la negazione individuale non è mai solo individuale. C'è sempre un gruppo di riferimento, che sia concreto, che sia ideale, che sia preconscio, interno. C'è sempre un gruppo di riferimento che la condivide. E c'è Claudio Vercelli, che è un filosofo, storico, antropologo, adesso non mi ricordo, che peraltro voi al Centro Veneto avevate invitato tempo fa, che ha scritto un libro sulla negazione, che parla di un tapis roulant, cioè i meccanismi, le costruzioni negazioniste scorrono come su un tapis roulant tra le persone, tra le generazioni, tra i gruppi. Allora, quando diventa la negazione un fenomeno di gruppo, è molto più complicata da dipanare, da sciogliere. È più pericolosa, se Diventa molto pensiamo più anche pericolosa alla perché storia. si Eh, organizza come una narrazione pseudo-razionale e certo, pseudoscientifica. Io porterò brevissimamente il caso del mio paziente che di colpo è diventato negazionista durante il Covid, che era una cosa pazzesca perché era una razionalità fredda e pseudo-razionale che correva così non c'era neanche il tempo di raccapezzarsi. certo. Allora, questo del gruppo, che in fondo passiamo dalla negazione al negazionismo, cioè a un sistema compatto e, come direbbero Nicasi e tanti altri colleghi, a costruire una neorealtà, a costruire una neorealtà fasulla, ma che sta bene insieme con i nostri desideri di equilibrio, di pace, di quiete, di avere ragione, di avere Di ragione. avere ragione, certo, e quindi di sentirsi, diciamo così, protetti in qualche Di maniera, non no? essere mortificati. Ecco. Ecco, tornando al narcisismo ferito, di non essere mortificati. E qui, per non aprire, insomma, però mi veniva in mente anche tutto il discorso sulla vergogna, ma lasciamo stare. E No, anche brava, brava, perché la seconda parola che mi ha colpito è speranza, ma come ci sono arrivata io alla speranza? Chiedendomi, e non sono né la prima né l'unica, l'hanno fatto un sacco di pensatori, non necessariamente psicoanalisti, ma prima di me, com'è che si riesce a non negare? Visto che la negazione è così diffusa e che scorre su un tapis roulant e ci prende tutti, com'è che certe persone riescono a non negare? Oppure tutti noi in certe circostanze riusciamo a non negare? E questa è la domanda che a me interessa di più. Ed è questa che apre alla speranza. Allora è interessante che tu hai detto vergogna, perché su come mai si riesca a non negare, molti parlano dell'emanciparsi dal gruppo, riuscire ad avere un pensiero personale, riuscire a tollerare la solitudine, la separatezza, che era quello che tu dicevi prima, riuscire a provare vergogna è un altro elemento. Insomma, ci sono una serie di elementi, addirittura l'Arendt dice non essere capaci di fare del male, che la risposta è: c'è qualcuno che non è capace di fare del male? Evidentemente no, perché il male fa parte appunto delle vicissitudini pulsionali umane. Quindi cercare delle risposte o arricchire delle risposte a questa domanda è la cosa che mi interessa di più ed è la cosa con cui vorrei avere maggiori scambi con voi nei colloqui.
Certo, e direi che con queste domande che lasciamo aperte, che sono veramente molto interessanti e che anche molto molto stimolanti, e quindi ci prepariamo i pensieri per ritrovarci quindi a Venezia, e ti ringraziamo quindi tantissimo di intanto averci regalato questi primi pensieri sul lavoro che ci porterai, e niente, quindi ci ritroveremo a Venezia per approfondire tutte queste Grazie a sollecitazioni. voi e grazie a te, Caterina, grazie Grazie davvero. mille, grazie.